Ci sono voluti 14 lunghi anni per dare dei volti ai presunti autori dell'omicidio di Orazio Sotti, 22enne che nel garage della sua abitazione di via Nomentana, nel quartiere Fondo Iozza a Gela, poco dopo la mezzanotte dell'antivigilia del Natale del 2000, venne ucciso da 7 colpi di pistola che non gli hanno lasciato scampo. Il caso finì in archivio nel 2011. In questi mesi la riapertura del caso e la svolta nelle indagini dirette dal commissario Francesco Marino. L'inchiesta denominata Cold Case ha portato in cella 2 fratelli di Niscemi, Salvatore e Giuseppe Cilio, di 38 e 36 anni, entrambi pregiudicati, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Gela, Veronica Vaccaro, su richiesta del procuratore Lucia Lotti e del pubblico ministero Serafina Cannata. Orazio Sotti, detto Salvatore, il giovane 22enne massacrato dagli implacabili colpi di pistola, era considerato in paese un Don Giovanni. Nel caso specifico avrebbe scatenato le ire dei 2 fratelli Cilio, seducendo le ex fidanzate dei 2 pregiudicati in questione, suoi compaesani, sulle quali donne e i 2 germani ritenevano invece di poter vantare una sorta di arcaico diritto feudale di proprietà. Quelle relazioni, seppur appena accennate dal giovane nei confronti delle 2 donne, avrebbero provocato la reazione di Salvatore Cilio, che si trovava in carcere per altri reati, tanto da indurlo a concordare con il fratello Giuseppe l'uccisione di Sotti perché quel femminaro, definito così da loro, li avrebbe disororati. Secondo la ricostruzione della polizia, Giuseppe Cilio, forse con un altro complice, avrebbe raggiunto Orazio Sotti a Gela e poi il tragico epilogo con l'assassinio del 22enne.